Furto in villa a San Pelaio, i ladri si intrufolano dall'argine della Piavesella e passano a setaccio stanza dopo stanza, ingente il bottino, l'inquietudine dei residenti, ci sentiamo nel mirino. In una via di Ponzano ignoti hanno preso di mira il dosso togliendo i grossi bulloni e lasciandoli in rilievo, o gettati in strada alla rabbia del sindaco e dei residenti che hanno lanciato l'allarme. Giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di Castelcucco, i funerali di Patrick Mentille, il 22enne è morto nel tragico schianto sulla Feltrina a Onigo di Pederobba. Aggressioni continue a moglie e figli, non sono bastati i domiciliari a fermare un 45enne di Montebelluna che ha tentato l'ennesimo assalto nell'abitazione della famiglia. L'uomo stavolta portato in carcere dai carabinieri. Superate su Change.org le 1000 firme nella petizione online avviata dal consigliere comunale Giorgio Denardi contro il discusso progetto del Parco Vittoria a Treviso. Domani sera a Castelfranco tappa del tour promozionale per il discusso libro del generale Vannacci e la titolare della libreria Ubic, che aveva già attaccato il libro, organizza un controevento. Il farmaco che stanno usando ha migliorato le condizioni del loro bimbo affetto da una malattia rara, ma l'Agenzia Europea del Farmaco vuole toglierlo dal mercato perché è sperimentale, l'appello di una mamma. Arcade non è solo il paese del pane e vin, ogni anno da 29 edizioni il gruppo alpino organizza un premio letterario dedicato alla montagna. Sono le loro parole, attorno al fuoco. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso, dunque questi i titoli. Ed ora andiamo avanti con la cronaca. La polizia indaga sul furto messo a segno nel fine settimana in una villa di San Pelaio a Treviso, ingente il bottino. I ladri si sarebbero intrufolati dal retro dell'argine della Piavesella, agendo poi indisturbati. Ancora un furto in villa, questa volta nel capoluogo, in strada San Pelaio, ai danni di un imprenditore. I malviventi che hanno colpito nella tarda serata di venerdì hanno messo a soqquadro l'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari. Hanno avuto dunque tutto il tempo di aprire armadi, cassetti, stanza dopo stanza, arraffando tutto ciò che di valore c'era in casa, in particolare ori e preziosi, andandosene poi indisturbati con un bottino ingente ma ancora in fase di quantificazione. Nessuno si è accorto di nulla, come testimonia una vicina che preferisce non essere riconoscibile. Noi che stavamo guardando, mio marito, c'erano i figli così, guardando la televisione, non abbiamo sentito nulla, ma nulla, assolutamente. Sono entrati certamente dall'argine e quindi non visti. L'ipotesi è dunque quella che i ladri si siano intrufolati dal retro, dalla Piavesella, coperti dall'oscurità. L'abitazione presa di mira si trova lungo una laterale, non è detto che le telecamere di videosorveglianza abbiano ripreso elementi utili a risalire alla banda. Il furto mette in allarme chi vive nella zona. Un'altra abitazione pochi metri più avanti aveva subito un tentativo di effrazione poco più di un anno fa. Manchiamo noi, qui in mezzo. Questo un po' inquieta. Moltissimo, moltissimo. Non è solo e tanto per quello che ti possono portare via, ma è quello che io temo è che mi devastino casa, che mi distruggano tutto. Ecco, questo è una cosa che sarebbe veramente molto doloroso. Colpo nella notte alla sala slot Las Vegas a Zero Branco, i ladri sono fuggiti con un bottino di migliaia di euro, le indagini dei carabinieri. Hanno fatto irruzione nella notte all'interno della sala slot Las Vegas in via Mattei a Zero Branco. Almeno 2 i ladri, il volto parzialmente travisato, hanno forzato la porta secondaria sul retro. Poi sono entrati e hanno manomesso alcuni degli apparecchi, impossessandosi del denaro che si trovava all'interno. I ladri sono poi fuggiti con migliaia di euro, facendo perdere le tracce. Alle 4:45 è scattato l'allarme. Sul posto è arrivata la guardia giurata di un istituto di vigilanza che ha subito allertato i carabinieri intervenuti immediatamente. Subito sono scattate le indagini per dare un nome ed un volto ai ladri. Saranno passate al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ci spostiamo a Ponzano, svitate e lasciate sporgenti le viti di fissaggio di un rallentatore di velocità, un atto vandalico che poteva avere gravi conseguenze. I residenti del quartiere si sono adoperati per mettere in sicurezza la strada e avvisare il comune.
Nulla può essere coperto dalla noia o dalla disattenzione. Qui abbiamo dei gesti che sono scandalosi. Via Calcina Est, Merlengo, la notte dell'Epifania. Coperti dall'oscurità, ignoti, sicuramente muniti di un trapano elettrico, hanno svitato le lunghe viti che tengono ancorati a terra i pannelli che compongono il dissuasore di velocità, rimuovendone del tutto alcune, gettate poi sull'asfalto, ma lasciando le altre sporgenti per una decina di centimetri e mettendo così a repentaglio l'incolumità di automobilisti e motociclisti. Sono stati i residenti l'indomani ad accorgersi dell'accaduto, attivandosi subito per far fronte alla situazione di emergenza. Abbiamo cercato poi alla meno peggio di martellarli giù, di avvisare qualcuno. Fortunatamente abbiamo trovato Antonello Baseggio qui in parrocchia e siamo riusciti a sistemare le cose. Io immagino una moto, un motorino che passa col buio e prende una vite alta 10 centimetri, rischia di schiantarsi. Quindi perché fare queste cose? Il comune ha rimesso in sicurezza il rallentatore. Certo è che se di ragazzata si è trattato, è stato superato il limite, sbotta il sindaco, che ha denunciato l'episodio alla polizia locale e allertato i carabinieri, e ora è caccia ai responsabili. Noi abbiamo delle telecamere in zona che in queste ore adesso stiamo verificando per vedere se abbiamo degli accessi di persone che magari possano destare interesse. È chiaro che speriamo di poterli raggiungere e invito queste persone, se sono ragazzi, se sono adulti, a pensarci a quello che fanno, perché qualsiasi gesto ha sicuramente una ripercussione e non può essere che la noia o il divertimento possa essere combattuto con gesti del genere. Giovedì alle 15 nella chiesa di Castelcucco i funerali di Patrick Mentil, 22enne morto nel tragico schianto sulla Feltrina a Pederobba. Ciao, sono Patrick. Anche se la mia vita è stata breve, ci tenevo a farvi sapere che questo è un arrivederci, perché sarò sempre in ogni persona che mi ha conosciuto, chi più chi meno, ma ci sono. E poi lui, sorridente sugli sci, come si ritraeva nei tanti video su Instagram nella sua avventura da influencer. In queste frasi scritte sull'epigrafe c'è tutto il senso di quell'entusiasmo che caratterizzava Patrick Mentil. L'ultimo saluto dopo il terribile schianto sulla Feltrina è previsto giovedì alle 15 nella chiesa arcipretale di Castelcucco, esattamente 7 giorni prima di un 23° compleanno che non arriverà mai. Il paese è ancora sconvolto per la sua scomparsa. In questi giorni ha sospeso e fatto slittare gli eventi dell'Epifania per rispettare il dolore e il lutto improvvisi, e una volta di più è pronto a stringersi attorno a mamma Moira, papà Walter, il fratello Jacopo e l'amata Sara. Ci sarà tutta la comunità, ci saranno anche gli ex compagni del liceo Da Ponte di Bassano, ci sarà chi lo ha conosciuto nella community di Instagram in quel percorso di Project No Limits che era diventato il sogno realizzato di Patrick. Un sogno che ha spezzato la sua vita, ma non il suo sorriso nel ricordo di tutti. Violento recidivo, un 45enne di Montebelluna è stato arrestato perché dopo essere stato allontanato dalla casa della famiglia continuava a tentare di rientrare nell'abitazione. Un'escalation di violenze contro la moglie e i figli. Un 45enne è stato arrestato perché dopo vari provvedimenti emessi dalla magistratura trevigiana ha tentato di riavvicinarsi a casa. Tutto ha avuto inizio alcuni mesi fa quando l'uomo è stato trovato nell'abitazione familiare mentre stava distruggendo i mobili e terrorizzando la donna ed i figli. In quella circostanza aveva anche aggredito i carabinieri intervenuti prontamente per aiutare la donna. Fermato in flagranza dai militari dell'Arma, per lui era scattato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ma il 45enne non ha voluto sentire ragioni ed ha continuato a tentare di raggiungere la residenza dei congiunti. Così è stato posto agli arresti domiciliari, ma anche in questo caso l'uomo, un piccolo imprenditore di Montebelluna, ha deciso di non rispettare il provvedimento ed è evaso. Così al giudice non è rimasto che firmare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, viste le reiterate violazioni dell'uomo puntualmente documentate dai militari dell'Arma. Ora il 45enne è stato portato nel carcere di Santabona. È stato fermato e trovato in possesso senza giustificato motivo di un coltello con lama di 10 centimetri. È accaduto a Castelfranco. Il giovane ventenne di origini marocchine è controllato in via Borgopieve del centro della Castellana. È stato deferito all'autorità giudiziaria. Il coltello è stato sequestrato dalla pattuglia intervenuta sul posto. Domani sera a Castelfranco tappa del tour promozionale per il discusso libro del generale Vannacci, e la titolare della libreria Ubic, che aveva già attaccato il libro, ha organizzato un controevento.
No, non mi sono pentito di nulla. Se dovessi riscrivere il libro lo riscriverei così come l'ho scritto 100 giorni fa. Così il generale Vannacci qualche settimana fa ospite a Ring. Non si pente di nulla e verrà infatti a presentare il suo libro a Castelfranco Veneto dopo l'annullamento di Verona. Un evento che ha fatto scattare la polemica già montata quest'estate dopo che Clara Batangelo, libraia alla UBIC, aveva deciso di non vendere il libro del generale, affiggendo anche un cartello provocatorio in vetrina. E proprio alla UBIC si terrà un controevento dal titolo Anca no, quarti d'ora d'aria, in cui puoi dire le cose che pensi. Presente anche il consigliere del PD Andrea Zanoni. Parleremo di solidarietà, parleremo di tutela dell'ambiente, parleremo di rispetto dei diritti di tutti i cittadini, senza fare discriminazioni, senza fare differenze. Un'occasione di confronto e dibattito aperta a chiunque voglia partecipare, nata in risposta al post Facebook del generale che invitava Clara Batangelo a partecipare alla sua presentazione. Risposta che non si è fatta attendere, generando un botta e risposta social, nonché la creazione del controevento che si terrà in contemporanea con la presentazione del libro di Vannacci all'Hotel Fior e che comincerà un minuto dopo la presentazione del libro del generale previsto per le 20:45. Non una contestazione, fa sapere Zanoni, ma uno spazio per dimostrare che esiste un'alternativa a chi non riconosce la crisi ambientale e vuole una società basata sulle discriminazioni. Lui è un uomo dello Stato, lui dovrebbe essere dalla parte di chi tutela la fauna selvatica, l'ambiente e di chi tutela anche i diritti delle minoranze, perché tutto questo è previsto dalla Costituzione italiana. Lui, per carità, siamo in un paese libero, può anche parlare male della nostra Costituzione, ma lo faccia da cittadino. Se vuole farlo, si dimette da generale e lo fa da cittadino. Non può tenere i piedi in due scarpe. Non solo la proposta di un referendum ora contro il parcheggio in Piazza Vittoria, arriva anche la petizione online promossa da Giorgio Denardi, superate in poche ore le 1000 firme. Il contatore in questo momento, che sono le 2:30 di lunedì 8 gennaio, è a 911 firme e è passato un giorno e mezzo da quando è partita la petizione e questo è un risultato secondo me straordinario. Sottoscrizioni aumentate nel corso del pomeriggio nella petizione online promossa da Giorgio Denardi contro la realizzazione del parcheggio da 430 posti in Piazza Vittoria, che secondo il capogruppo dell'omonima lista in Consiglio Comunale presenta diverse criticità. I reperti che già si sa che si incontreranno, il fatto che il terreno è attraversato da una falda acquifera, per cui è molto probabile che ci siano delle conseguenze anche di subsidenza rispetto a tutta la zona, quindi ci possono essere delle conseguenze sugli edifici vicini e soprattutto l'inquinamento e il traffico che verrà accelerato e aumentato da flussi ulteriori che punteranno sul centro di Treviso. Aspetti che chiosa Denardi preoccupano tanti cittadini. Abbiamo colto questa sensibilità da parte dei cittadini verso questa opera e stiamo cercando di organizzare una protesta che possa far cambiare idea alla Giunta. Malumori che hanno per l'appunto portato alla petizione. È una piattaforma internazionale, si chiama change.org, dove chi mette il proprio sostegno viene certificato con un indirizzo di posta elettronica personale e quindi c'è tutto un processo di validazione che rende autorevole questo tipo di deposito firma. E la risposta nelle prime giornate è stata significativa. 1000 conto di arrivarci, che ci arriveremo sicuramente anche molto presto, penso anche in giornata. A questo punto penso che il prossimo obiettivo possa essere 2000. In Consiglio Comunale abbiamo già espresso la nostra contrarietà al progetto e continueremo a farlo forti della petizione, sottolinea Denardi. Useremo il consenso che stiamo raccogliendo, rappresenteremo questo consenso per dare maggiore forza alla nostra opposizione e useremo tutti gli strumenti possibili per evitare che questo parcheggio venga realizzato. Piena imprevista del fiume Sile dopo la pioggia dei giorni scorsi, la sindaca di Casale ha chiesto per venerdì un tavolo con il Genio Civile di Treviso per accertarne le cause.
Avremo a breve una riunione pure con il Genio Civile di Treviso e con la sindaca di Silea e il sindaco di Casier, perché anche loro hanno avuto qualche problema e quindi vogliamo un attimo capire che cosa non è andata bene questa volta. Emergenza passata, ora è tempo di fare i conti con quanto è accaduto. Per questo venerdì prossimo i sindaci di Casale, Casier e Silea, i comuni principalmente interessati dalla piena del Sile dopo le piogge degli scorsi giorni, prenderanno parte ad un tavolo con il Genio Civile per verificare i motivi di tale piena. Una crescita repentina del livello delle acque non attesa che ha lasciato tutti sorpresi. Ed era una cosa non prevista, perché le condizioni non erano tali da farci preoccupare, però abbiamo visto subito che il fiume cresceva in maniera molto veloce e quindi abbiamo attivato il COC e ho attivato le squadre. Non ci spieghiamo perché, da capire, ecco. Come mai, se è successo qualcosa oppure no. Una situazione anche di pericolo che ha spinto i gestori del ristorante a chiudere per il weekend, dato l'andamento incerto delle acque. Livello che dopo 2 giorni dalla piena resta di 1,10 m. Sorpreso dall'acqua anche il titolare del negozio del noleggio attrezzatura sportiva a 2 passi dall'Alzaia del Sile in via Torre, a Lughignano di Casale. Quello che ha un po' sorpreso non era il fatto di come difendersi, perché lo sappiamo, è il fatto che l'abbiamo dovuto fare veramente in pochissimo tempo, in poche ore è venuto su tutto, siamo dovuti correre qui e provare a salvare il salvabile. Un deposito di biciclette da appendere e una stagione da salvare in poche ore, migliaia di euro di danni, quelli evitati dal punto di noleggio. Nessuna condizione meteorologica sfavorevole e che avrebbe potuto dunque far presagire una possibile piena del fiume Sile. A venerdì prossimo dunque l'atteso incontro con il Genio Civile per accertarne le cause. Il farmaco che stanno usando ha migliorato le condizioni del loro bimbo affetto da una malattia rara, ma l'Agenzia Europea del Farmaco vuole toglierlo dal mercato perché sperimentale, l'appello di una mamma di Mogliano. Siamo molto preoccupati perché in quell'occasione ovviamente di fatto verranno decise le nostre sorti come famiglie. La data in questione è il 10 gennaio, quando EMA incontrerà la casa farmaceutica per esprimersi sul futuro di Traslarna, unico medicinale al momento a disposizione di quel 13% di pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne con una particolare mutazione genetica. Tra loro anche Leonardo, 6 anni tra pochi giorni, figlio di Elena, che insieme ad altre 800 famiglie in Europa si sta battendo perché il farmaco non venga ritirato. Al momento è in commercio con un'approvazione condizionata in attesa di dati definitivi degli studi ancora in corso. Purtroppo, per quello che sono stati gli studi nel raggiungimento dell'obiettivo principale, lo studio non è riuscito a dimostrare di fatto questo beneficio che però invece notano i medici e lo notano anche con un registro internazionale. Lo scorso settembre EMA si era espressa con parere negativo, poi è stato chiesto un riesame che permette alle famiglie di utilizzarlo fino al termine di gennaio, in attesa della decisione definitiva del 10. Da un lato dunque l'Agenzia Europea del Farmaco, dall'altra famiglie e medici che condividono l'efficacia del medicinale che non rappresenta una cura ma rallenta il progredire della malattia, come nel caso di un ragazzo di Padova di 19 anni che riesce ancora a camminare o come nel caso dello stesso Leonardo che vediamo in questo video che ha iniziato ad assumere Traslarna all'indomani della diagnosi. E qui si parla comunque di riuscire a deambulare per circa 3 anni e mezzo in più. La cosa più importante è lo spostamento come tappa dell'insorgere dei problemi respiratori molto più avanti. Per queste famiglie il medicinale rappresenta la speranza, significa regalare più tempo ai propri figli in attesa che la ricerca vada avanti. Per noi è anche un guadagnare tempo, perché ovviamente della ricerca. Esatto, la speranza per noi è la ricerca. Nel momento in cui ci viene tolto questo noi non abbiamo altro. Stiamo vivendo in un incubo, racconta Elena, come sospesi in attesa della decisione di EMA. 3 anni e mezzo di cammino sono tanti e per noi come genitori non glieli possiamo negare. Come ci sentiamo noi come famiglie a vederci dall'oggi al domani tolto un farmaco per curare di fatto i nostri figli? Il 10 si decide del vostro futuro in qualche modo? Sì. Ed ora ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio. Arcade non è solo il paese del pane e vino. Ogni anno da 29 edizioni il gruppo Alpini, con il supporto della sezione di Treviso, organizza un premio letterario dedicato alla montagna. Sono le loro parole attorno al fuoco. Un racconto che racconti qualcosa che è veramente valoriale, che soprattutto riguardi il sacrificio e la solidarietà. Sacrificio e solidarietà che da sempre contraddistinguono gli alpini, che coniugano la forza dell'organizzazione e la praticità negli interventi alla sensibilità per il prossimo e per l'ambiente. Ne è la prova il concorso letterario che da quasi 30 anni organizzano e che trova nel pomeriggio che precede l'Epifania ad Arcade la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Parole attorno al fuoco, il titolo, che spiega perfettamente quali anime profonde si celino sotto il cappello con la penna. E anche quest'anno, oltre 60 iscritti, tante persone da tutta Italia hanno partecipato al nostro concorso che rassoda e consolida proprio lo spirito alpino della cultura. Per la cronaca il primo premio quest'anno è stato assegnato a Chiara Chiaburdini di Pordenone con il racconto Edelweiss, mentre Mirna Bonomi di Bergamo con i racconti della nonna si è aggiudicato il premio speciale Rosa d'Argento Carlo Tognarelli. Ma sono stati tutti soprattutto racconti d'emozione, come ha sottolineato il neopresidente della giuria, il giornalista, storico e scrittore Sergio Tazzar. Emerge la passione per la montagna, emerge la passione per la socialità, emerge la passione per l'umanità. A Bessica la pioggia non ha spento l'entusiasmo per una calza della Befana da record, 100 metri di dolci per tutti i bambini. Una Befana da record e stavolta i numeri per dirlo ad alta voce ci sono. L'anno scorso l'impresa è stata solo sfiorata con gli 80 metri di calza della Befana preparati dalla rossanese Alessia Peron in quasi 2 mesi di lavoro quotidiano per poi essere lanciata dal campanile di Bessica di Loria piena di dolcetti e caramelle. Quest'anno Alessia Peron si è superata arrivando a 100 metri di calza per entrare di diritto nell'Olimpo dei record. Niente lancio dal campanile però, perché il meteo non ha consentito lo svolgimento della festa in piazza, ma la pioggia non ha minimamente spento l'entusiasmo di centinaia di bambini e famiglie che si sono ritrovati nella palestra comunale insieme al sindaco Simone Baggio e qui hanno potuto divertirsi partecipando anche a una lotteria nella quale si doveva indovinare il peso di una calza formato famiglia piena zeppa di generi alimentari che è stata vinta come premio finale. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano, relax a bordo pista tra una discesa e l'altra per fumare marijuana. Sono finiti nei guai 3 giovani ventenni segnalati alla prefettura perché durante un servizio di controllo sulle piste da sci sono stati trovati in possesso di droga. Li hanno individuati i carabinieri durante uno dei tanti servizi di controllo eseguiti dai militari della compagnia di Cortina in servizio di vigilanza e soccorso sulle piste dei comprensori che delimitano il territorio ampezzano. Per i carabinieri è stato un weekend impegnativo, 22 interventi di soccorso per infortuni dovuti a cadute o scontri in pista, 5 sanzioni ad altrettanti sciatori per transito su pista chiusa, 2 per mancata assicurazione e 3 per eccessiva velocità in pista, che è una tra le cause più frequenti di incidenti. Il futuro del bellunese e quello politico dell'assessore Giampaolo Bottaccin restano appesi ad un filo. Banco di prova sarà la riunione della Commissione Urbanistica regionale in programma giovedì a Venezia per il parere vincolante sulla delibera di giunta relativa al riparto dei proventi derivanti dall'idroelettrico. La montagna che cede risorse chiede il giusto compenso e sull'idroelettrico si sta per giocare la partita della vita. Giovedì a Venezia si riunirà la commissione urbanistica che dovrà dare il suo parere vincolante sulla proposta di riparto prevista dalla legge regionale del 2020 voluta dall'assessore Giampaolo Bottaccin, e cioè il 100% a Belluno, 19 milioni su un totale di circa 28. Ma tira un'aria bruttissima per la montagna. Il PD, da sempre fiero sostenitore dell'autonomia bellunese contenuta nello statuto regionale e mai attuata,
attuata, annuncia battaglia. Se scattasse la tagliola sulla monetizzazione dell'energia idroelettrica ci ritroveremo di fronte ad un tradimento inaccettabile, soprattutto da parte di una composizione di una forza politica che rivendica l'autonomia, ma a quanto pare la rivendica a corrente alterna. Questo tradimento del territorio creerebbe anche un terremoto anche all'interno delle stesse forze politiche di governo. La modifica del riparto sarebbe propugnata dalla Presidente della Commissione, la leghista Silvia Rizzotto. L'antifona per un nuovo scontro con l'assessore e collega di partito Bottacin dopo quello consumato sul finire del 2023 sui finanziamenti ai vigili del fuoco volontari. E a quel punto sì, a voltafaccia del Carroccio, l'assessore bellunese potrebbe non porgere più l'altra guancia. Bottacin ormai al margine, alle corde del suo partito, questi mal di pancia all'interno della Lega e tra la Lega e i suoi alleati di governo come Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno facendo del male a Bellunese. Una partita senza logica alcuna, afferma il capogruppo del PD Montanariello, che lancia il suo appello al presidente Zaia. Evitiamo che le beghe politiche penalizzano territori fragili e difficili come quello del Bellunese. Rispettate le regole, rispettate la legge, siate coerenti con la vostra visione di autonomia anche quando dovete darla, non solo quando dovete averla, e evitate che ci sia in un territorio difficile, vasto, dove la popolazione spesso bisogna attrarla piuttosto che mandarla via, venga messo in campo l'ennesimo elemento che non farà altro che avere ricadute negative sul territorio. Pista da bob per le Olimpiadi 2026, mentre cresce l'attesa di sapere se il bando di gara per il progetto Light avrà dei candidati. Nel mondo ambientalista si moltiplica il malumore espresso in toni satirici per altre strade, con una vignetta che prende di mira il ministro Salvini e il presidente del Veneto Zaia. Sempre Luca Zaia è il bersaglio della nota di Italia Nostra, secondo cui la decisione di mettere a bando di appalto un progetto più snello si configura come un atto di forza e di prepotenza da parte della società Infrastrutture Milano Cortina. In mezzo alle dichiarazioni di oggi del presidente del CONI Malagò, che a Radio Anch'io Sport ha detto: con grande spirito di squadra proverò ad andare al CIO. Sin dal primo giorno chiede che non si costruisca però una pista nuova né in Italia né all'estero, accompagnato da qualche esponente del governo per fargli cambiare idea. Se ci riusciamo bene, altrimenti con la coscienza siamo a posto. E ha destato profonda commozione la notizia della morte di Marco Cadorin, 66 anni, originario di Taibona Gordino, manager di lungo corso nel mondo dell'occhialeria, prima alla Safilo, poi alla Luxottica. Marco Cadorin si è spento all'ospedale di Agordo per una lunga malattia che non gli ha dato scampo. Conosciutissimo in tutta la provincia anche per la sua attività di maestro di sci e di appassionato di sport. Marco Cadorin era cresciuto nell'abitazione di famiglia a Taibon, dove papà Arrigo per tanti anni ha gestito un'importante macelleria. Cadorin lascia 3 figli maschi e la compagna Lisi. Funerali domani alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Taibon. Trovata una soluzione affinché il liceo Lollino di Belluno non cessi la sua attività, già delineati passaggi che porteranno alla nuova gestione dell'istituto. Nuove prospettive per il liceo Lollino, una scuola cattolica che ha iniziato la sua attività negli anni 70 affiancandola a quella seminarile, un gioiello architettonico in cui, per ragioni economiche, si rischiava cessassero le attività didattiche. La diminuzione degli iscritti e l'aumento dei costi del corpo insegnante aveva infatti costretto la diocesi a mettere in forse il futuro del liceo di via San Pietro, rischio ora scongiurato. Il fatto che possiamo continuare certamente ci riempie di entusiasmo, ma non è una questione di salvataggio magari di qualcosa di bello ma archeologico o di superato, no, è un continuare la sfida dell'educazione a vantaggio delle giovani generazioni di Belluno e del territorio provinciale. Una settantina i ragazzi che studiano a Lollino con classi comuni per classico e scientifico, i cui studenti si separano solo per le materie specifiche dell'indirizzo e che ora, grazie agli accordi trovati dal vescovo Renato Marangoni con la rete di scuole per crescere, potranno continuare i loro studi dove li hanno iniziati. Questa rete di scuole
che ormai ha una storia, ormai ha una dimensione vasta, entrerà in collaborazione con la diocesi di Belluno-Feltre per quello che riguarda la gestione dell'Ollino. Un modello innovativo di comunione tra classico e scientifico che con l'apporto di Scuole per Crescere amplierà la propria offerta. Oltre al classico e allo scientifico che in questo momento gli studenti possono frequentare nella nostra scuola, daremo ad ambedue gli indirizzi, che saranno articolati quindi con studenti nella stessa classe sia di classico che di scientifico, che si dividono per le materie di indirizzo. Daremo una curvatura internazionale portando l'inglese alla stessa dignità delle materie di indirizzo, quindi con lo stesso monte orario, e l'introduzione del diritto. Da quando tutto questo? Da settembre, con l'anno scolastico 2024-2025. Siamo allo sport, il Belluno Volley si prende la rivincita con il Garlasco sul parquet di casa della Spes Arena e chiude il match con il risultato rotondo di 3-0, margine molto ampio di punti nel primo set, combattuto il secondo, mentre il terzo i ragazzi di coach Gianluca Colussi se la sono giocato ai vantaggi. Dobbiamo dare continuità ai risultati, ha detto a fine partita Colussi, a partire da domenica prossima contro il Mirandola. Prima gioia del 2024 per i tifosi, oltre 600 sugli spalti della Spes che guardano fiduciosi alla classifica del campionato di A3 guidato dal Mantova con 35 punti a 10 lunghezze, insegue il Belluno al 6° posto. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'Italia risentirà dell'afflusso di correnti fredde di origine artica. Ci aspetta un tempo stabile e un temporaneo aumento del freddo, con il clima che dopo una lunga fase di caldo anomalo tornerà ad avere un sapore più invernale. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 9 gennaio evidenzia un ampio soleggiamento, nessuna precipitazione, solo qualche nube in transito nella seconda metà della giornata. Temperature, come detto, in calo anche sensibile, minime tra -2 e 2 gradi, massime tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in buona parte soleggiato ma con nubi in aumento a partire dalla serata. Temperature minime tra 1 e -3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.